Il programma che si chiama in inglese WWF Cork Oak Landscapes Program è nato da due importanti ragioni. Uno è che le sugherete esistono solo in 7 paesi nel mondo. Sono dei paesaggi molto importanti per la conservazione della biodiversità di diverse specie animali o piante che nascono e che vivono solo in questi paesaggi, e se si perdono questi paesaggi si perdono della faccia della terra. Il sughero è una materia viva, è una materia naturale, è fatto di cellule, e quindi aggregate, che hanno una loro vita, che sono sensibili all'umidità dell'ambiente, alla secchezza dell'ambiente. Il prodotto sughero è legato intimamente con la bellezza della natura e con l'importanza dell'ecologia, di questo meraviglioso insieme di piante e di animali che poi si chiama biodiversità nei termini più moderni. Credo che la biodiversità della sughereta sia una biodiversità da tutelare molto. La sughereta offre tantissimo, il 70% di questo valore economico viene dal mercato dei tappi del sughero per il vino. C'era veramente una relazione molto intima fra il vino e il sughero. Ha peso il tappo stesso nella fase finale, che è quella dell'immissione al consumo, del sommelier che prende la bottiglia e la porta in tavola ad un cliente attento, desideroso di conoscere un vino nuovo o di riprendere le emozioni di un vino già conosciuto. E il tappo di sughero si presta molto bene a questa cerimonia, molto attesa e molto gradita dal consumatore. Gradita perché? Perché crea importanza al prodotto che sta per consumare, e perché attraverso la valutazione del tappo di sughero, di come si è conservato e delle caratteristiche olfattive che normalmente il sommelier porta in evidenza prima di servire il vino nel bicchiere, si può avere un'anticipazione di quella che normalmente è considerata sempre una sorpresa. Oggi il mondo è diventato, penso, più sensibile all'ambiente. Ad oggi ci sono più di 40.000 ettari di sugherete certificate FSC che hanno seguito, l'esempio di Agris, della stazione sperimentale del sughero in Sardegna, per certificarsi. La certificazione FSC è una certificazione forestale che normalmente garantisce al consumatore che un tappo di sughero viene originario da una foresta ben gestita, e la Sardegna è la prima regione al mondo dei produttori di sughero che hanno fatto un passo avanti, mostrandosi leader in questo. Filo rosso che lega la Selle Mosca alla produzione sugheriera sarda riposa in lunghi anni di fattiva collaborazione, tante volte di scontro con i produttori della Gallura per il miglioramento della qualità del loro manufatto, e poggia sulla considerazione che Selle Mosca ha sempre avuto che un prodotto di grande qualità non può avere un partner diverso dal tappo di sughero.
Se il vino è veramente una bevanda naturale, una bevanda diffusa in tutto il mondo, credo che sacrificarla con dei tappi che provengono dal petrolio non sia un fatto positivo. Per cui quanto più si utilizzano sostanze vicine alla natura è sempre un fatto positivo per quanto riguarda il bilancio energetico. Prodotto naturale il vino, prodotto naturale anche quello della sua chiusura. È inimmaginabile per noi poter pensare di abbinare ad un vino di grande qualità, ad una chiusura che non ricordi la naturalità del prodotto. Reputiamo che la qualità del tappo monopezzo di sughero sardo sia qualitativamente sicuramente uno dei migliori che circolano oggi per il mondo, e questo è dovuto anche alla qualità delle nostre foreste qui in Sardegna, che hanno caratterizzato molto bene il nostro territorio, ma che hanno saputo produrre anche una qualità di sughero che, opportunamente lavorata con una sapiente tecnologia affinata nei tempi, eccetera, è riuscita ad imporsi sul mercato dei vini di eccellenza. Il valore che, diciamo, le sugherete hanno in Sardegna è che sono, penso, l'unica risorsa boschiva che dà un prodotto così pregiato, no? In un livello dove né tappo di plastica né un tappo di alluminio può raggiungere. Il tappo di sughero è un'ottima chiusura per il vino nel corso del suo invecchiamento, per cui a volte molte delle colpe che vengono attribuite al tappo sono nella realtà dovute ad una cattiva conservazione del vino tappato in bottiglia. Io ho lavorato per anni come architetto e per noi architetti poter usare, quando ancora poi non c'era il polistirolo ed altre sostanze, come isolanti, pannelli scuri e leggeri di sughero autoespanso era il massimo. Il sughero è un materiale veramente riciclabile, no? Integra un ciclo completo, cioè la pianta produce soltanto quello che produce spontaneamente, viene semplicemente decorticata, quindi viene aiutata a svilupparsi meglio, quindi non è una lavorazione traumatica, ma anzi è una lavorazione che migliora l'ambiente naturale, così come insomma, lo si migliora ripulendo il sottobosco, così lo si migliora ripulendo la corteccia della pianta e può alla fine del suo ciclo ritornare in una forma assolutamente biologica, no? La Sardegna è la massima produttrice nazionale di sughero, ha in questa industria uno degli elementi di forza, diciamo, della sintesi tra agroindustria e industria vera e propria, è un mondo in espansione, credo insomma che valga veramente la pena di valorizzarlo. Il sughero in particolare, no, ha il vantaggio del legno moltiplicato, una riciclabilità totale, smaltibile, può essere tritato e variamente riutilizzato, quindi direi che da questo punto di vista abbiamo un vantaggio straordinario, è proprio uno dei segni dell'approccio ecologico all'edilizia, ma anche alla vita in generale. Il sughero nella nautica viene utilizzato nelle finiture e soprattutto
nelle impiallacciature, nelle mobilie, nel pavimento. Sono applicazioni molto particolari e custom che vengono richieste da ogni singolo armatore, applicate e installate nella barca come l'armatore preferisce. È comunque un elemento decorativo molto bello, sempre più pregiato, coibente e fonassorbente. Mi fa paura, diciamo, di sapere che un giorno le sugherete non ci saranno più, perché se perdono il valore economico, perdono tutto la ragione di essere. Sarebbe un guaio se con la decadenza dell'uso dei tappi di sughero si debba procedere a una eliminazione delle sugherete e farci magari, chi lo sa, campi coltivati o ancora peggio dei boschi di eucalipto. L'uomo ha fatto vivere la natura e la natura ha fatto vivere l'uomo. Ricordiamoci che l'Italia, fortunatamente, dal 40 a oggi, 940 ad oggi, i boschi sono aumentati dal 20% al 30% della copertura totale, per cui si può fare.